12 in punto, un cordiale saluto a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano, rigorosamente in diretta con l'informazione del Veneto e dal Veneto. Anche oggi una lunga diretta fino alle 13:30 per portare a casa vostra tutte le notizie di quello che è successo e di quello che sta succedendo nel nostro territorio. Ebbene, in primo piano, come sempre, la cronaca, e in questo caso la cronaca ci porta a tornare sull'omicidio avvenuto nella giornata di ieri a San Martino di Lupari, dove una donna di 84 anni, Maria Angela Sarto, è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione appunto a San Martino di Lupari. Il marito, Giorgio Miatello, di 89 anni, versa in gravissime condizioni. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova. Nella tarda serata di ieri, nei confronti della figlia della coppia, una 51enne, Diletta Miatello, è stato disposto un fermo del PM per omicidio e tentato omicidio. La decisione è giunta al termine di un interrogatorio cui è stata sottoposta la donna nella caserma dei Carabinieri di Cittadella. Ebbene, noi tra poco saremo sul posto con la nostra collega Valentina Visentin per tutti gli ultimi aggiornamenti, ma intanto iniziamo a ripercorrere quello che è successo ieri nel prossimo servizio. Il fermo è stato disposto a tarda notte. Diletta Miatello, 51 anni, dopo un lungo interrogatorio da parte dei carabinieri e del pubblico ministero Marco Brusegan, è stata sottoposta a fermo per l'omicidio della mamma Maria Angela Sarto e il tentato omicidio del padre Giorgio Miatello. La coppia di anziani è stata massacrata di colpi nella loro abitazione di via Galileo Galilei a San Martino di Lupari. Diletta Miatello, durante l'interrogatorio in caserma a Cittadella, non avrebbe fatto alcuna missione. La donna, 51 anni, ex vigilessa ad Asolo, è stata rintracciata nel pomeriggio in un albergo di Romano de Zelino, dove era arrivata intorno alle 13:30. I titolari dell'hotel l'hanno vista tranquilla. Dopo la registrazione è uscita a comprare del cibo e poi è rientrata. Tutto questo mentre la sorella Chiara entrava nella villetta dei genitori e scopriva la tragedia. Prima il padre Giorgio, agonizzante, riverso a terra in sala da pranzo in una pozza di sangue, e poi il corpo senza vita della mamma Maria Angela, massacrata in camera da letto. Il delitto potrebbe essere avvenuto in un arco temporale che va dall'alba all'ora di pranzo. Non si esclude che l'84enne sia stata ferita a morte mentre dormiva, ma a stabilire l'orario del decesso sarà l'autopsia. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Non si esclude che possano essere stati utilizzati utensili da cucina. La casa, quando Chiara Miatello è entrata, era completamente a soqquadro. Entrambi i coniugi avevano il cranio sfondato di colpi e numerose ferite di arma da taglio. Giorgio Miatello, dopo l'allarme dato ai carabinieri al 118 da parte della figlia, è stato trasportato in elicottero in ospedale a Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono disperate. Ma chi è Diletta Miatello? La nostra Valentina Visentin ha tracciato proprio il ritratto della 51enne. Vediamo. Era tornata a vivere con i genitori da circa 2 anni. Diletta Miatello. Le avevano ricavato una porzione autonoma adiacente alla villetta di via Galileo Galilei, ma i rapporti con la mamma e il papà erano tutt'altro che idilliaci. Le liti erano frequenti e nel tempo non sono mancati gli interventi dei carabinieri per riportare la tranquillità. Forse anche ieri, prima dell'aggressione mortale della madre e il tentato omicidio del padre, tra i tre c'era stata una discussione. Diletta Miatello, 51 anni, dal 2006 al 2009 era stata vigilessa ad Asolo, dove aveva incontrato l'ex marito da cui ha avuto un figlio. Il bambino, dopo il divorzio, è stato affidato al papà perché la donna aveva mostrato alcuni segni di squilibrio. Una fragilità nota, quella di Diletta, che era seguita anche dal centro di salute mentale di Cittadella. Laureata in psicologia nel 2016, dopo la parentesi al comando della polizia locale Camuro del Vicentino, aveva fatto fatica a trovare lavoro. Aveva vissuto per qualche anno a Bassano del Grappa, ma 2 anni fa aveva deciso di tornare a vivere vicino ai genitori. Il periodo della
pandemia però aveva acuito le sue fragilità. I vicini raccontano che la vedevano uscire sempre con guanti di lattice e mascherina, anche per guidare la macchina da sola e dopo la fine dell'emergenza. I problemi con i genitori erano noti. La sorella Chiara, quando ha scoperto il cadavere della madre e il corpo agonizzante del padre, ha subito detto ai carabinieri: è stata lei. Tra i motivi che avrebbero portato alla furia omicida ci sarebbe l'ennesima richiesta di denaro fatta agli anziani genitori e forse questa volta rifiutata. Diletta Miatello si è poi rifugiata in un albergo di Romano de Zelino. Il gestore l'ha descritta come tranquilla, non ha mai mostrato segni di agitazione, si è registrata ed è uscita a comprare del cibo, poi è rientrata. La sua auto, una Fiat Panda rossa, però è stata segnalata dopo la diramazione dei carabinieri che sono arrivati a Romano de Zelino e l'hanno prelevata dall'hotel e portata in caserma a Cittadella per l'interrogatorio. Diletta però dopo molte ore non ha mai confessato. Questo dunque il ritratto di Diletta Miatello, ma adesso andiamo a conoscere meglio la vittima, Maria Angela Sarto, una ex insegnante, e il marito Giorgio Miatello di 89 anni, che è stato ritrovato in fin di vita con il cranio sfondato dai colpi, da ferite da arma da taglio. Lui in gioventù era stato un calciatore, ha militato con la Luparense in Serie C. È stata uccisa mentre era stesa sul letto. La figlia Chiara l'ha ritrovata esanime in una pozza di sangue. Maria Angela Sarto forse stava dormendo quando è stata colpita a morte alla testa e ferita con un'arma da taglio. L'84enne, ex docente originaria di Bassano del Grappa, aveva insegnato per anni alle scuole medie di Tombolo e all'Istituto Remondini di Bassano. Una donna riservata che cercava di non parlare mai dei problemi della figlia Diletta, anche se era molto preoccupata per le sue fragilità. Una donna sempre elegante e curata, gentile nell'aspetto e nei modi. La ricordano così i vicini che la vedevano spesso in compagnia del marito Giorgio Miatello. Una coppia normale, l'ho conosciuta tanti anni fa, li vedevo molto spesso assieme, andavano a cena o a pranzo assieme, andavano al bar assieme. Una coppia tranquilla. Affiatata. Sì, affiatata, tranquilla. E la figlia invece? Io non l'ho mai frequentata, la vedevo, la conoscevo di vista praticamente. Sarà l'autopsia affidata al medico legale a stabilire l'ora e la causa esatta del decesso di Maria Angela Sarto. Il marito, Giorgio Miatello, 89 anni, è stato ritrovato in fin di vita anche lui con il cranio sfondato dai colpi e ferite da arma da taglio. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Un uomo molto conosciuto in paese a San Martino di Lupari. Per anni era stato un rappresentante di commercio per un'azienda di Tombolo e in gioventù era stato giocatore di calcio nella Luparense quando militava in Serie C. Come vi dicevo, tra poco noi saremo collegati in diretta con Valentina Visentin proprio sul posto per tutti gli ultimi aggiornamenti, perché va capita la dinamica dell'omicidio, vanno capite le ragioni. Bisogna appunto, come dicevano i nostri colleghi nei servizi appena mandati in onda, anche risalire all'arma del delitto e insomma fare chiarezza su questo efferato omicidio, su questo episodio di cronaca nera che ha voglio dire, creato un grande dolore in tutta la comunità di San Martino, dell'Alta Padovana, ma abbiamo sentito anche del Bassanese. Noi adesso voltiamo pagina, pronti però, come vi dicevo, a tornare a parlare di questa notizia. Voltiamo pagina per un'altra notizia di tutt'altro tipo, di tutt'altro genere, ma per certi versi clamorosa, perché il TAR del Veneto ha accolto il ricorso presentato dal comune di San Zenone degli Ezelini contro la regione Veneto sulle opere compensative della Pedemontana. Il giudice ha intimato dunque a Venezia di convocare la conferenza dei servizi. Vediamo.
Noi abbiamo avuto il coraggio di farlo, perché credetemi che non è stato assolutamente facile affrontare una sfida del genere nel momento in cui un piccolo comune di 7.300 abitanti si mette, tra virgolette, contro la regione, quindi contro gli organi superiori. Però andava fatto, e su questo la regione adesso ci deve sentire San Zenone e deve sentire, purtroppo per lei, tutti gli altri comuni che sono interessati a queste cose. Apre un fronte, quello delle opere compensative alla superstrada pedemontana, la sentenza del TAR del Veneto che ha dato ragione al comune di San Zenone degli Ezzelini, che in agosto, dopo una diffida, si era rivolto al giudice amministrativo per sollecitare la regione a rispettare i patti sottoscritti nel 2012 e che prevedevano la sistemazione della viabilità interna al paese, lavori per oltre 4 milioni di euro rimasti al palo e che invece dovevano essere portati avanti contemporaneamente ai cantieri della grande opera. Questo l'assunto del comune, fatto proprio in sostanza e in diritto dal Tribunale amministrativo, che ha intimato a Venezia tempi stretti. Ora la regione avrà questi 90 giorni per convocare la conferenza dei servizi e dovremo programmare proprio la realizzazione delle opere. Io davvero ripeto, da parte nostra lo spirito collaborativo c'è sempre stato, spero che sia anche dall'altra parte ora. Ove permanga l'inadempimento, si legge testualmente nella pronuncia, si potrà nominare un commissario ad acta. Chiaro che il nodo non è soltanto giuridico, ma anche economico. Più volte la Regione ha ammesso come le risorse non ci siano. È vero che non ci sono soldi, ma diciamocelo, non è una frase fatta quella che dove vogliono i soldi ci sono. E adesso non è che dobbiamo aspettare che lo vogliano loro, adesso c'è una sentenza, adesso ne abbiamo diritto, punto. E allora tra pochi secondi ci collegheremo in diretta con Valentina Visentin per gli ultimi aggiornamenti su questa notizia, la notizia d'apertura, l'omicidio a San Martino di Lupari. Anzi, insomma, i pochi secondi sono già passati, perché vedo pronta con noi la nostra collega Valentina. Buongiorno, a te la linea per tutti gli ultimi aggiornamenti. Sì, buongiorno da San Martino di Lupari, lo vedete alle mie spalle, ancora al lavoro la stazione mobile dei Carabinieri che da ieri si trova qui in questa villetta di via Galileo Galilei, dove è avvenuto l'omicidio di Maria Angela Sarto, 84enne, ferita mortalmente, e il marito Giorgio Miatello invece è in gravissime condizioni, ricoverato in terapia intensiva in ospedale a Padova. Nella notte è stata sottoposta a fermo la figlia più grande, Diletta Miatello. La donna dopo un lungo interrogatorio non ha confessato, non ha ammesso nessuna colpa, ma è stata trasferita in carcere a Verona a fare la scoperta dei corpi dei due anziani. L'altra figlia, che è arrivata qui ieri intorno all'ora di pranzo, e ha subito dato l'allarme, ma ricostruiamo la vicenda nel primo servizio. Noi Valentina li abbiamo anticipati perché insomma attendavamo il tuo collegamento. Se ci sono ulteriori novità o aggiornamenti dell'ultima ora, altrimenti ti lasciamo a raccogliere appunto altre notizie. Sì, dicevamo, è un paese sotto l'unico aggiornamento appunto riguarda le condizioni di salute di Giorgio Miatello, che è gravissimo, ancora ricoverato in ospedale a Padova in terapia intensiva. La figlia Diletta è in stato di fermo in carcere a Verona, mentre l'altra sorella è in stato di shock perché ieri ha scoperto il corpo della mamma e del papà, e la prima cosa che ha detto ai carabinieri quando è stata interrogata ha detto: è stata mia sorella, perché come ci hanno confermato alcuni vicini che abbiamo appena sentito, i rapporti tra i coniugi e la prima figlia di Diletta erano piuttosto tesi, pare per motivi di denaro, visto che la figlia da qualche tempo era senza lavoro dopo aver lavorato per alcuni anni come vigilessa tra il Trevigiano e il Bassanese. Ulteriori sviluppi di questa vicenda sicuramente nelle prossime ore, soprattutto per quanto riguarda la posizione di Diletta Miatello e soprattutto
soprattutto potrebbero emergere novità sull'arma del delitto, che al momento non è stata ancora trovata, ma si ipotizza possa essere qualche arnese da cucina trovato appunto nelle stanze dell'abitazione, visto che sono state trovate completamente a soqquadro. Da San Martino di Lupari è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin per il suo prezioso contributo, rimarrà insomma a disposizione, rimaniamo noi a disposizione per altri eventuali aggiornamenti. Adesso però piccola pausa e noi rientriamo tra pochissimo. Bentornati in diretta con Focus TG. Allora, ampio spazio chiaramente alla cronaca per quello che riguarda il primo blocco di questo nostro giornale. Noi continuiamo con le notizie dal territorio. Ennesimo incidente sul lavoro. Ieri a Maser un uomo è caduto dall'impalcatura sulla quale stava lavorando. Fortunatamente l'uomo è fuori pericolo, ma quella degli incidenti del lavoro resta una piaga per tutto il territorio. In tanti si stanno mobilitando per il 26 gennaio, quando a Treviso si aprirà il processo per la morte di Mattia Battistetti, deceduto, lo ricorderete, in un cantiere a 23 anni. Stava svolgendo dei lavori di manutenzione quando, forse a causa di un malore, è volato per quasi 3 metri da un'impalcatura. Immediatamente è scattato l'allarme per un operaio 49enne trevigiano trasportato con l'elicottero al Cafoncello. L'incidente attorno alle 9:30 all'esterno di un mobilificio di via Marosticana Maser, dove sono subito arrivati carabinieri e tecnici dello Spisal. La paura è rientrata nel corso della mattinata quando si è capito che l'uomo era fuori pericolo di vita. Incidenti sul lavoro che sono stati un'altra costante di questo 2022. Soltanto sabato c'è salto i funerali di Dritan Mekai, il 43enne morto per asfissia in una cisterna in un'azienda vitivinicola. E questo mentre si prepara la mobilitazione per il 26 gennaio all'esterno del Tribunale di Treviso, dove inizierà il processo per la morte di Mattia Battistetti, il 23enne travolto da un carico di impalcature il 29 aprile 2021 mentre lavorava in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Da parte mia io l'ho giurato a Mattia la mattina dell'ultimo saluto che faremo giustizia e a qualsiasi costo non vogliamo lasciare niente di incompiuto. Contemporaneamente è stata avviata una raccolta firme online. Giustizia è la parola più evocata dopo un Natale fatto di assenza. Per noi il Natale quest'anno è stato come quello dell'anno scorso, un Natale di nulla, ecco, di dolore, di tristezza. Non abbiamo fatto assolutamente niente e la presenza di Mattia e quella sedia vuota ci prende il cuore, ecco. Continuiamo con le notizie dal territorio, ci spostiamo a Padova perché questo è anche un periodo di controlli straordinari proprio per il particolare momento, quindi periodo di feste, insomma periodo di anche insomma libertà e grandi iniziative per quello che riguarda appunto l'attività mondana e non solo. Dicevamo tanti controlli. A Padova la questura dispone la chiusura di un locale di via Sarpi. Dopo l'ennesimo controllo, il terzo in poco tempo, si è accertato che quel locale era in realtà una discoteca senza però avere le autorizzazioni del caso. Natale senza musica al Circolo Factory di via Sarpi. Dopo il terzo controllo amministrativo negli ultimi mesi, disposta la chiusura del circolo di via Sarpi. L'accusa è di discoteca abusiva. Durante la tarda serata di venerdì 23 dicembre, la squadra amministrativa della questura, insieme al personale della Polizia Locale di Padova e il personale della Guardia di Finanza, hanno controllato il circolo. In totale sono state identificate 20 persone. Gli opportuni monitoraggi del locale, anche sulle piattaforme social, hanno confermato che la discoteca abusiva, nonostante le precedenti sanzioni per illecita apertura di locale di pubblico spettacolo in assenza di autorizzazione, continuava ad organizzare serate danzanti, recita una nota della questura.
Nel corso dell'ispezione è stato accertato che alla presenza di 300 persone, 200 all'interno del locale e 100 in attesa di entrare, il locale era stato allestito e condotto come una vera e propria discoteca, senza essere però in possesso dei titoli previsti per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. Per quanto emerso dai controlli, il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Personale della Guardia di Finanza ha inoltre aperto una verifica fiscale volta a stabilire se il circolo, considerata l'evidente conduzione commerciale del locale, ha il diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni. Anche la posizione lavorativa del personale occupato sarà al vaglio degli inquirenti. E a quasi un anno dalla tragica morte sull'A28 delle cugine Sara e Jessica, Mareno di Piave non dimentica, e allora sabato 14 gennaio si terrà un memorial di calcio in loro onore. Praticamente è stata organizzata dai miei compagni di squadra per dedicarla a mia figlia e mia nipote. Un torneo di calcio a 5 per ricordare Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le due cugine tragicamente scomparse lo scorso 30 gennaio sulla 28, travolte dal SUV di Dimitre Traikov, il 62enne imprenditore bulgaro che per quei fatti è stato condannato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il memorial Jessica e Sara, sempre con noi, si terrà il 14 gennaio alle 15 nel palazzetto di Mareno di Piave, quando scenderanno in campo Pordenone Amatori, Atletico Conegliano, Selessao e Atletico Mareno, squadre in cui gioca lo stesso Alain Fragasso, papà di Jessica. Un modo per non dimenticare, ma anche per tenere accesi i riflettori su una vicenda non ancora del tutto chiusa, nonostante i 7 anni inflitti a Traikov in primo grado dal Tribunale di Pordenone. Giustizia non è proprio giustizia, però purtroppo la legge è questa e bisogna rispettare, è così, bisogna accontentarsi di quello che è. Comunque ancora non è andato in prigione, quindi per me la giustizia ancora non c'è. Finché non è in prigione, per me la giustizia non c'è ancora. Anche se sono 5, 6, 7 anni, l'importante è che vada dentro. È l'unica cosa che ci può tenere ancora vita. Prima di andare ancora in pubblicità, un piccolo aggiornamento sul report Covid. Salgono a 4.214 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con purtroppo 25 vittime. Questo è il bollettino della regione. Invece scende il numero degli attuali positivi e c'è una flessione sia dei ricoverati che delle terapie intensive. Adesso piccola pausa pubblicitaria, torniamo fra poco. Manca poco, alle 12:30 siamo in diretta, questo vuol dire che lo saremo ancora per un'ora da trascorrere in vostra compagnia per portare a casa vostra l'informazione dal nostro territorio. Insomma, abbiamo aperto il nostro giornale con un'ampia pagina di cronaca che continua, ci spostiamo nel bellunese perché questo è diciamo un problema che ha caratterizzato a macchia di leopardo un po' tutto il Veneto, tutto il nostro territorio. Ladri in azione durante il periodo appunto di feste natalizie. Quindi tra Natale e Santo Stefano c'è stato un vero e proprio boom di furti, soprattutto tra Belluno e Ponte nelle Alpi. I malviventi hanno agito sulle auto in sosta, negli appartamenti e insomma hanno colpito prevalentemente di notte, quando i lampioni sono spenti. Auto in sosta saccheggiate fra Mussoia e Cavarzano a Belluno. L'ultimo furto in ordine di tempo è accaduto la notte scorsa in via Fratelli Cairoli e l'amara sorpresa è toccata al proprietario di una Mercedes trovata con lunotto posteriore sfondata e priva di volante. Un colpo fotocopia di quelli messi a segno in queste notti in città, quando ad essere prese di mira sono state 2 BMW e una Passat. Alle prime 2 sono stati asportati i volanti, alla terza tutto il cruscotto in blocco.
Non c'era mai capitato prima d'ora, dice il portavoce della questura di Belluno, che con la squadra mobile sta indagando per risalire all'identità di quella che sembrerebbe una banda organizzata. In ogni caso i pezzi delle auto rubati sono molto costosi e potrebbero essere destinati ad un vero e proprio mercato parallelo dei ricambi. Non si sa ancora se a servizio della provincia o fuori dai suoi confini. Al setaccio le immagini della videosorveglianza con le difficoltà oggettive del buio che cala ogni notte dopo l'1 e fino alle 5 del mattino per decisione dell'amministrazione comunale di Belluno, che in questo modo ha deciso di tagliare i costi per l'energia. Sono stati messi a segno fra le 19 e le 20 invece i furti in casa fra Losigo e Quantin di Ponte nelle Alpi. 3 le abitazioni prese di mira dai malviventi che sono riusciti a fuggire con un bottino consistente. Complessivamente 7.000 euro fra gioielli e borse griffate. In questo caso rilievi e indagini sono svolti dai carabinieri. Continuiamo a parlare di furti durante le feste, furti che non si fermano neanche nel Padovano, ma questa volta i ladri sono stati arrestati. I predoni non si fermano nemmeno a Natale, arrestati dai carabinieri di Este 2 cittadini marocchini trovati a Casale di Scodosia nella Bassa Padovana. Gli uomini dell'Arma sono stati allertati dai residenti che la notte tra il 25 e il 26 hanno sentito dei rumori provenienti da un appartamento. I carabinieri, intervenuti con i colleghi delle stazioni di Solesino e Vescovana, hanno subito raggiunto il luogo della segnalazione. All'interno dell'abitazione hanno sorpreso i 2 nordafricani che stavano rovistando nelle stanze. Ne è nata anche una colluttazione. I ladri, entrambi marocchini di 24 anni, hanno fatto di tutto per evitare di essere identificati. Quando si sono visti braccati, si sono addirittura lanciati dalla finestra, ma sono stati comunque bloccati. Sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, cappellini e guanti e sciarpe per coprirsi il volto e tutta la refurtiva. Poi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Il Natale è alle spalle, il Capodanno però si avvicina, mancano davvero poche ore per salutare il 2022 e allora adesso lasciamo per un attimo da parte la cronaca, parliamo di attualità ma legata proprio al periodo di festa. Rimaniamo nel Padovano, anzi precisamente proprio a Padova, perché tutto è pronto per il Capodanno in piazza Insurrezione con il concerto di Max Gazzè. L'amministrazione comunale di Padova ha comunque diramato 2 ordinanze per dare indicazioni alla cittadinanza su come fruire al meglio della festa di fine anno. Torna la grande festa di piazza a Padova per Capodanno. Il concerto di Max Gazzè in piazza Insurrezione sarà l'apice di una notte all'insegna dello stare insieme. Festa che torna finalmente dopo 2 anni segnati da divieti imposti dalla pandemia. Per la notte di San Silvestro l'amministrazione comunale ha già firmato 2 ordinanze. La prima riguarda i bar che potranno rimanere aperti fino alle 3 di notte. Ci sarà accesso libero perché è un concerto gratuito, ci si potrà godere lo spettacolo in piazza ma anche stare nei locali del centro storico che staranno straordinariamente aperti fino alle ore 3 di notte. Questa è una delle 2 ordinanze che ha firmato il sindaco in questi giorni. Così come era prima del Covid, anche i pubblici esercizi, i bar, i ristoranti, i locali della città partecipano all'offerta cittadina per una serata speciale, una notte magica come quella di Capodanno. Gli ingressi in piazza Insurrezione saranno sorvegliati e chiusi da 4 varchi. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'ordinanza che vieta il consumo di bevande all'interno dell'area, mentre la zona dove ora c'è il parcheggio verrà chiusa al traffico. L'altra ordinanza riguarda invece le modifiche alla viabilità, perché il parcheggio di Piazza Insurrezione sarà chiuso per qualche giorno per l'allestimento e il disallestimento del palco, però questo per noi è anche l'occasione per far scoprire a tutti i cittadini il nuovo Park Contarine in Largo Europa, quello che una volta era il Garage Europa, che adesso è diventato un parcheggio molto ampio da 360 posti, che quindi può ospitare le auto che normalmente vanno a parcheggiare in Piazza Insurrezione. Chiuse al traffico la sera del 31 anche le strade attorno a Piazza Insurrezione, via Verdi, via dei Borromeo, via Baiamonti, via Emanuele Filiberto, via Busonera, via Aquileia e vicolo dei Dotto. Per Capodanno è stato disposto un servizio di bus navetta.
Abbiamo studiato un servizio di navette gratuiti che toccheranno le 4 estremità della città e quindi le persone potranno venire con queste navette, questi autobus, questo servizio autobus, anche non solo i cittadini di Padova ma anche chi viene da fuori. Infatti i punti di partenza saranno i parcheggi scambiatori. Il servizio sarà operativo dalle 21:30 alle 2:30 del mattino con 3 linee, una che sostituisce il tram, una sulla direttrice ovest dal capolinea di Via Lagrange a Largo Europa e una sulla direttrice est da Parc Bembo a Largo Meneghetti. E vi abbiamo raccontato, o meglio ci avete raccontato, perché Rete Veneta dà sempre voce ai cittadini, ai suoi telespettatori, di come questo Natale, questo periodo di festa sia stato anche un periodo di ripartenza, anche dal punto di vista economico. Abbiamo ascoltato in più di un'occasione un po' il bilancio che hanno fatto le varie categorie economiche, i vari settori, insomma, da quello alberghiero a quello dei ristoranti a quello delle agenzie di viaggio e quant'altro. Ebbene, a questo Capodanno, insomma, quindi anche per le feste che si presentano davanti a noi, si registra un segno positivo, addirittura in alcuni casi un tutto esaurito, proprio come a Padova. Dopo un Natale con i fuochi d'artificio, il Capodanno si così preannuncia altrettanto ricco di eventi e soprattutto di prenotazioni. Sarà un Capodanno al ristorante per oltre 50.000 padovani. Questa la stima dell'APE, l'associazione di categoria che rappresenta i pubblici esercizi. Con il Natale, come il Natale, anche il Capodanno vedrà sorridere i ristoratori dopo 2 anni di restrizioni e limitazioni. Dopo i soddisfacenti risultati ottenuti con il pranzo di Natale, i pubblici esercizi padovani sono pronti a bissare con il cenone di San Silvestro. Sono circa 700 le attività che a Padova e provincia di Padova saranno aperte nella notte tra il 31 dicembre e il 1 di gennaio. Il prezzo medio sarà di 85 euro a persona, che sale fino a 110 se viene organizzato anche il veglione. La maggior parte dei ristoratori organizzerà menù fissi, ma saranno molti, circa il 30%, a fornire anche menù alla carta. Le incognite però sul lavoro restano. Un Capodanno quindi che si presenta con buone prospettive, anche se c'è l'incognita, ci sono 2 incognite, la prima collegata ai costi energetici, costi naturalmente anche per il personale dipendente e tutti i vari costi diretti e indiretti collegati all'apertura dell'attività. L'altra grossa incognita è derivante dal diffondersi dell'influenza, delle malattie di stagione e purtroppo anche del Covid, che portano molti clienti a disdire purtroppo all'ultimo momento le prenotazioni nei pubblici esercizi. Ristoranti che dunque fanno segnare un'impennata per quello che riguarda le prenotazioni, tante famiglie che decidono di festeggiare fuori casa, ma per chi rimane in casa e anche per chi decide di cenare fuori, immancabile a Capodanno è la fetta di panettone e di pandoro. Ecco, noi abbiamo proprio cercato di capire, ci spostiamo adesso nel Bassanese, questa sfida fra chi è più buono, il panettone o il pandoro, chi è stato più venduto tra questi 2 prodotti. Abbiamo cercato di capire un po' come stanno andando le cose. Vi preannuncio che il trend nazionale vede in netto vantaggio il panettone classico. Però scopriamo nel prossimo servizio qualche sorpresa proprio nell'area di Bassano del Grappa. A Natale si è tutti più buoni, ma adesso che le feste, almeno quelle natalizie, sono passate, cerchiamo di capire chi è stato più buono nell'eterna sfida tra panettoni e pandori. Scopriamolo insieme. Il trend nazionale vede in vantaggio il panettone, rigorosamente in versione classica con uvette e canditi, ma attenzione, nel Bassanese sembra proprio che quest'anno ci sia stato il sorpasso del pandoro con crema o mascarpone in accompagnamento. Quest'anno diciamo c'è la vendita buona,
c'è una bella resa per la vendita. Discorsi fra il Banettoni e il Bandoro, diciamo così, e tutti e due sono andati benissimo, però quest'anno il Bandoro è veramente andato abbastanza di più, diciamo di più. Si tratta comunque di una sfida ancora aperta e il margine di vantaggio di uno sull'altro è minimo. Tra i panettoni, come detto, primeggia quello classico che stacca le varie tipologie con glassa e ripieno. Il panettone classico sembra il re di tutti i panettoni. Abbiamo anche il pistacchio, abbiamo il cioccolato, abbiamo il lambone, il cioccolato bianco, però diciamo la tradizione basata sempre sul panettone classico. In crescita anche il giro d'affari rispetto all'anno scorso. Confermo davvero. Quest'anno si vede il movimento molto di più, credo anche tutti i locali, non solo il nostro settore. La gente ha voglia da mangiare, da spendere, questa è una grande cosa. E allora in chiusura facciamo proprio un piccolo raffronto sui prezzi. Prendiamo il panettone, ad esempio il panettone questo con la glassa di pistacchio, quanto costa? Non solo glassa ma pieno di pistacchio dentro. Questa al chilo va a 30 euro, base al chilo. Il pandoro invece? Il chilo 24 il pandoro. E il panettone classico? 28 al chilo. Prezzi grosso modo in linea con qualche inevitabile rincaro causa aumento dei costi delle materie prime. E a proposito di cibo, anche quello insomma, da consumare sotto le feste, prosegue il no perentorio dei ristoratori, rimaniamo a Bassano del Grappa, contro il cibo sintetico. Vediamo. Non è giusto, non è corretto, non è etico e soprattutto non salvaguarda noi stessi. No al cibo sintetico sulle tavole degli italiani. Non solo Coldiretti, di questa opinione anche tanti ristoratori del territorio che vedono nel cosiddetto cibo del futuro una minaccia per l'economia, ma soprattutto per l'etica del settore. Un'ombra incombente, secondo i più, possibile da fermare solo con leggi specifiche. Solo con delle leggi specifiche potremo salvaguardare anche questa biodiversità che abbiamo noi in Italia e che dovremmo tutti, che tutto il mondo ci invidia oltretutto. Quindi io ovviamente sono assolutamente contro e mi auguro che i nostri parlamentari, la politica riesca a bloccare questa, posso dirlo con veramente schiettamente, indecenza. Cibo sintetico creato da energia rinnovabile. È l'elettricità, infatti, la fonte primaria utilizzata per realizzare la polvere proteica, una logica rivoluzionaria che nasce per combattere la fame nel mondo. Un nuovo concetto di alimentazione che però non convince tutti. Noi ad esempio ristoratori siamo l'ultimo anello di una catena che c'è dietro, no? Di sforzi, lavori, una catena economica incredibile e quindi sarebbe troppo semplice e troppo facile anche, no? Trovarsi il prodotto finito sintetico a discapito proprio di questa catena alimentare. Continueremo a parlare del Natale, abbiamo anche delle storie molto suggestive da raccontarvi e poi ancora cronaca, attualità, i nostri collegamenti dal territorio e soprattutto una interessante intervista con Paolo Lunardi, il presidente di Confcommercio, mandamento di Bassano del Grappa, per fare il bilancio del 2022 e per cercare di capire come sarà il 2023 per quello che riguarda le nostre aziende e la nostra economia. Tutto questo dopo la pubblicità. Come vi dicevo, prima di tornare alla cronaca e ai nostri approfondimenti, continuiamo ancora a parlare di Natale, continuiamo ancora a raccontarvi questo periodo caratterizzato dalle feste, dai tanti eventi e dai presepi, perché ci spostiamo adesso a Chiampo, dove proprio in occasione delle festività natalizie è tornato il simposio di scultura in legno ed è stata l'occasione per realizzare in maniera artigianale altre figure da aggiungere al presepio cittadino. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare il bue, l'asino e un pastore con la pecora.
e il prossimo anno ci stiamo ancora pensando, insomma. Arianna è una delle scultrici del legno protagoniste del simposio, che ha integrato la Sacra Famiglia realizzata lo scorso anno. Assieme ad altri 10 colleghi, Arianna ha realizzato anche il presepe per il Papa nella città del Vaticano. Saremo 10 del Friuli, uno è Fra Gianni, essendo frate cappuccino è stato inserito all'interno del gruppo. E abbiamo realizzato 18 sculture che appunto adesso fino all'8 gennaio sono presso il Vaticano. Io ho realizzato l'angelo e poi altre 2 figure, una pastore e una bambina. Molti curiosi richiamati in piazza per vedere all'opera gli artisti. Un successo tra l'iniziativa di Natale proposta dall'amministrazione comunale di Chiampo, che ha previsto il bis quest'anno e già pensa alle prossime edizioni. Sì, l'idea appunto è quella ogni anno di proseguire con questo bellissimo simposio di scultura che ogni anno attira appunto molti curiosi che vengono qui a vedere gli scultori all'opera appunto per una settimana circa, e l'idea appunto è quella di realizzare nuove figure ogni anno e magari calate anche in figure del nostro territorio, caratteristiche. Ed è stato un Natale davvero speciale per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa. Vi abbiamo raccontato ieri in diretta insomma, di questa particolare iniziativa dei Babbi Natale che sono arrivati in tir sotto le finestre dell'ospedale per portare doni e un po' di magia di Natale ai bimbi ricoverati. Adesso nel prossimo servizio abbiamo tutte le immagini, quindi ripercorriamo questa vigilia di Natale così speciale tra Tezze sul Brenta e Bassano del Grappa. Dimenticatevi per un attimo le renne e la slitta che svolazza in cielo. Babbo Natale a Bassano non è sceso dal camino, ma è arrivato al volante di un tir, anzi di 10 camion, e per dirla tutta non era nemmeno solo. In 20, vestiti di rosso con barba bianca, hanno portato regali e sorrisi ai bambini ricoverati in pediatria all'ospedale San Bassiano. Abbiamo deciso di, un po' autofinanziati e un po' aiutati da qualche azienda che produce giocattoli e cancelleria, abbiamo portato dei pacchetti regalo a tutti i bambini del reparto della pediatria del San Bassiano proprio la sera della vigilia di Natale, per fargli vivere la magia appunto del Natale, che non potranno viverlo a casa con le famiglie, e abbiamo voluto portare un sorriso anche noi, diciamo. Partiti la sera della vigilia da Tezze sul Brenta, i camionisti volontari dell'associazione Truck River hanno attraversato il Bassanese tra applausi e clacson festanti degli automobilisti, e una volta al San Bassiano una delegazione è entrata in reparto per consegnare i doni e ricevere l'abbraccio dei bambini. Abbiamo avuto una soddisfazione immensa, in particolare, comunque non lo sapeva nessuno, dei pazienti che c'era questa iniziativa. Quindi la sorpresa iniziale, chi un po' più timido che però dopo il sorriso ce l'ha regalato, e la più particolare è stata una bambina che al momento è stata la prima bambina che abbiamo gestito, diciamo, con il regalo, e quando stavamo uscendo ci è corsa incontro per ringraziarci, perché era proprio la Barbie che aveva chiesto a Babbo Natale, quindi è stata una cosa senza volerlo, però è stata una cosa meravigliosa. Una cosa del genere non l'ho mai vista sinceramente, siamo il secondo visto in giro, siamo i primi che abbiamo fatto con i camion così. Vedere anche la partenza da Tezze, che siamo andati là, tutta sta fila di camion che va in ospedale, e vedere quando siamo arrivati sulle finestre, specialmente sulle finestre sui reparti, tutta la gente che guardava, è stata veramente un'emozione da lacrime quasi, perché tutta la gente che si fermava per strada, che si fermava con le macchine per farsi passare. E allora chiudiamo la parentesi sulle feste e sul Natale, almeno per il momento. Torniamo all'attualità, ci spostiamo a Marostica, perché gli alpini, le penne nere di Marostica, sono pronte a festeggiare il loro centenario, ma non manca una polemica nei confronti degli albergatori in vista di Udine, della Donata Nazionale del 2023.
Sulla torta, invece di 100 candeline, idealmente ci saranno 100 penne nere su cui soffiare tutti assieme nel 2023 per un anniversario che è destinato a segnare la storia del gruppo ANA di Marostica. È un traguardo importantissimo per la sezione di Marostica e anche per me è molto emozionante, anche perché dopo l'8º presidente della sezione di Marostica mi ritrovo a festeggiare e organizzare i festeggiamenti per il centenario della nostra sezione, e non è poco. Ma il futuro, oltre alle celebrazioni per i 100 anni, ruota già da adesso attorno al grande appuntamento di Vicenza 2024. E adesso diremo tutte le 5 sorelle saremmo molto disponibili a dare una mano al presidente della sezione di Vicenza, perché diremo la sentiamo anche nostra questa adunata. E a proposito di adunate nazionali, in vista di Udine 2023, molti alpini hanno segnalato un problema legato ai pernottamenti. Siccome che di norma, finita la adunata di Rimini, la gente prenota subito per avere anche gli spazi e la disponibilità. Da quando hanno riconfermato si sono trovati i prezzi triplicati in alcuni casi, e questo è stato un po' il discorso degli albergatori, che forse capisco che siamo anche in un momento di crisi, che i costi sono aumentati, però non a quei livelli. In ogni modo è già intervenuta il nostro presidente nazionale Sebastiano Favro per sistemare questa cosa, e sembra che adesso il problema sia rientrato. E adesso torniamo a una vicenda che vi abbiamo già in parte raccontato e che merita un approfondimento. Ha saltato la messa di mezzanotte per colpa di una sveglia impostata male, e così insomma si sono preoccupati i tanti fedeli in chiesa insomma l'altra notte che aspettavano l'arrivo del vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Ebbene, è lui stesso che ci racconta, ci spiega di questo imprevisto, e che insomma anche commosso testimonia di aver ricevuto davvero tanto affetto proprio dai suoi fedeli. Vediamo. Non capita tutti i giorni che il vescovo si prenda addormentato la notte del Natale. Per questo penso che sia stato anche raccolto e divulgato. Non poteva immaginare, Monsignor Pizziolo, che l'inconveniente capitatogli alla vigilia di Natale potesse suscitare così tanto interesse. È stato lo stesso vescovo di Vittorio Veneto durante la messa di Natale in cattedrale a raccontare di una sveglia puntata male che non gli ha consentito di arrivare in tempo per celebrare la funzione della mezzanotte. È un fatto che non suscita scandalo, ma piuttosto, come poi è successo, ilarità e simpatia, dice Monsignor Pizziolo, spiegando perché ha voluto raccontarlo ai fedeli. Quindi mi pareva anche giusto condividere con la gente questo episodio che mi è capitato, rimettendomi anche all'indulgenza delle persone che sanno ben capire e sanno bene fare la differenza tra fatti voluti e fatti che capitano. La sua assenza alla messa della vigilia aveva suscitato molta preoccupazione nel parroco e tra i fedeli, che hanno temuto il peggio. Ho immaginato davvero l'apprensione che questa assenza ha provocato. Ho provato anch'io, per esperienza personale, di essere chiamato magari una canonica dove il prete non rispondeva, e il timore era proprio quello di entrare e trovarlo colpito da un malore, addirittura da un infarto o addirittura morto. Quindi tutte queste ipotesi sono susseguite nella mente del parroco e di qualche altro parrocchiano. Ecco, grazie al cielo questo non è capitato. Quando sono venuti a cercarmi mi sono svegliato e presentato alla porta. In quel momento ho visto il loro sospiro di sollievo, racconta ancora il vescovo. E è stato anche bello il giorno dopo sentire la gente che diceva eravamo preoccupati, e proprio come ha detto lei si nota l'affetto anche che la gente nutre per il vescovo. Un errore che può capitare a chiunque, ma Monsignor Pizziolo è intenzionato in futuro a trovare qualche soluzione alternativa. Bisognerà che trovi un modo più sicuro, oppure che trovi qualcuno che si assicuri che sia stato svegliato.
Queste le parole del Vescovo di Vittorio Veneto, ascoltiamo adesso quelle dei fedeli, prima preoccupati e poi insomma ben disposti a perdonare. E mi dispiace, spero che abbia dormito bene. Invito anche a lui di dormire. Vedi, anche i vescovi hanno le loro pecche, no? Invece mettere, diciamo, le 21 ho messo le 9. Quello è stato un handicap. Ho letto e ho sorriso. Può succedere. Quello che mi sorprende è che non ci sia stata nemmeno una suora che l'abbia svegliato. Sono umani anche loro. Sono fatti di carne anche loro, quindi ci può stare, dai. Con tutti gli impegni che avrà avuto per questo Natale, penso che povero, dai, sarà stato stanco, è giusto anche che si riposi e vabbè, capita un po' a tutti, è capitato a me, capita a tutti. Lui fa notizia, sicuramente, perché povero. Oltre i vespri andrebbero rispettate anche altri orari. Anche lui è umano, come tutti noi. Secondo me aveva mangiato bene. Che sarà molto stanco. È un essere umano come tutti, sotto Natale dopo è stressato, quindi va bene così. Un po' particolare perché credo che qualcuno magari vicino a lui poteva anche andare a bussare alla porta della camera per svegliarlo, magari mezz'oretta prima. No? È un uomo anche lui, come Gesù Cristo. Posso dire che è una cosa un po' simpatica. Che lo possiamo anche perdonare, no? Sì. Lo perdoniamo sicuramente. Ma certo che lo si perdona, certo che sì. Ci spostiamo poco distante da Vittorio Veneto, andiamo a Treviso, perché con un video sul profilo Facebook istituzionale il sindaco Mario Conte si mette a disposizione dei trevigiani anche per i prossimi 5 anni. Così il primo cittadino ha ufficializzato la sua ricandidatura, non risparmiando qualche stoccata polemica. Ho proprio voluto pubblicare questo video dove da una parte ringrazio la mia comunità e dall'altra confermo la disponibilità di continuare a servirla con grande passione, con grande responsabilità e spirito di servizio. Non ha aspettato l'anno nuovo Mario Conte per ufficializzare, se ce ne fosse stato bisogno, la sua ricandidatura a sindaco di Treviso la prossima primavera. Ha scelto il clima di Natale dando spazio innanzitutto alle parole grazie e impegno. Io sono pronto a condividere questo viaggio, a mettermi a disposizione con la stessa dedizione, con lo spirito di servizio e il senso di responsabilità dimostrati finora. Il futuro che ci attende è fatto di grandi sfide. Questo era il periodo giusto per, non dico sciogliere le riserve, perché quando si parla di servire la comunità non devono esistere riserve da sciogliere, ma semplicemente ribadire alla mia comunità la volontà di continuare un cammino iniziato con loro. Lei non ha di fatto ancora nessuno sfidante ufficiale. Ma io sono abituato a guardare in casa mia. Quanto succede in casa d'altri francamente non mi interessa, non mi appassiona e se non c'è ancora un candidato significa che evidentemente stiamo lavorando molto bene. È delle proporzioni di forza all'interno della Lega e degli altri partiti che comporranno la coalizione che Conte si deve semmai occupare ora più che degli avversari, fermo restando che quella che lo attende non è una campagna elettorale in cui intende spendere troppe energie. Io ho una responsabilità e ho un impegno preso con i miei cittadini e lo svolgerò fino all'ultimo giorno con grande passione e con grande impegno, quindi parteciperò ovviamente ai dibattiti ufficiali, però non intendo dedicare troppo tempo alla campagna elettorale, sono chiamato a svolgere un servizio per i miei cittadini e quello farò fino all'ultimo giorno. Io sono pronto, con voi, come diceva l'abate Luigi Bailo, per solo amore della nostra città. Adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, poi torniamo con voi fino alle 13:30. (13:05), bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Vi avevo anticipato un'intervista, un approfondimento con Paolo Lunardi, presidente di Confcommercio Mandamento di Bassano del Grappa, per fare il bilancio del 2022, ma soprattutto per capire come sarà il 2023 per quello che riguarda gli esercenti, i commercianti, le aziende, gli imprenditori.
e il mondo del lavoro. Si parlerà di questo e di tanto altro in questa intervista che il presidente Lunardi ci ha concesso. Allora vediamola. Con Paolo Lunardi, presidente del Mandamento di Bassano, presidente di Confcommercio, per fare un bilancio di questo 2022, un anno sicuramente complicato sotto tanti punti di vista, ma un anno anche per certi aspetti di ripresa e di ripartenza. Presidente, intanto grazie per essere qui con noi. Partiamo da un dato che è una diciamo visione regionale dall'alto di quella che è la situazione legata all'occupazione in Veneto. Un raffronto che però non facciamo rispetto al 2021, ma bensì rispetto al 2019, quindi un periodo pre-pandemia. 2019-2022, come sta andando il livello e il tasso di occupazione in Veneto? Sì, intanto la ringrazio perché il parametro è quello interessante, cioè il periodo difficile della chiusura del Covid e poi piano piano fino a quest'anno non è da parametrizzare, ma effettivamente bisogna lavorare dal 2019 al 2022. Beh, si parla di 5.000 imprese, più di 5.000 imprese chiuse dal 2019 al 2020, per poi fare un conteggio che più di 20.000 persone hanno perso il posto di lavoro. Certo, c'è stata una ripresa, però i dati sono questi, sono dati difficili. C'è un leggero diminuzione di 1,5% del tasso di disoccupazione, però la preoccupazione è ancora forte. E questo per far capire che nonostante tutto, se si può parlare di ripresa, è una ripresa leggera, tanto che parlano per il 2023 un PIL che è lo stesso in regressione, parlano di dall'1,05-1 di perdita di PIL sono dati che a nostro avviso sono preoccupanti. La cosa interessante però che per quanto riguarda il nostro comparto si sono spostati la tipologia e la peculiarità degli acquisti. Se prima, ma era anche giustificato nel periodo del Covid e del post-Covid, se prima dicevo c'era una preponderanza forte sul e-commerce, sul digitale, adesso il negozio di vicinato comincia piano piano a riprendersi. Sono dati naturalmente che sono indicatori, ma che sono veramente speranzosi di avere intrapreso una strada che è interessante. Stiamo parlando del 5% di incremento i negozi di vicinato verso una perdita dell'e-commerce e nello stesso tempo anche la GDO che ha perso anche loro, questi grandi centri commerciali. Probabilmente le famiglie decidono di andare nella qualità. C'è stato un riavvicinamento, al piacere anche di affidarsi al negoziante di fiducia, al negozio di vicinato. Questo è un segnale importante, magari proprio dovuto anche ai 2 anni di difficoltà, di distanze, di attività chiuse che hanno contraddistinto il periodo della pandemia. Prima di andare avanti però, Presidente, vorrei commentare con lei un dato sui oltre 5 milioni di abitanti che ci sono in Veneto. Attualmente risultano occupati poco più di 2.150.000 Questi persone. Sono i dati, sì. Questi sono i dati, questo però così mette in luce che in Veneto ci sono più persone che non lavorano piuttosto che persone che lavorano. Stiamo parlando della terza regione che pompa più economia d'Italia, per cui sebbene sono dati, li vedremo dopo, preoccupanti, immaginatevi le altre regioni che vivono di assistenza totale. È vero, su 5.000 più o meno, poi
buttiamo lì cifre che sono, sì, poco più di 5 milioni. Esatto. Abbiamo 2.151.000 persone che lavorano. Ora, tra bambini, studenti, pensionati chiaramente, casalinghe e pensionati, abbiamo molto più persone inoccupate che lavoratori. E che ci fa preoccupare, perché se parliamo di forbice, di cominciare ad abbassare tasse piuttosto che le pensioni, la Fornero eccetera, la verità è che qui se non si lavora non si riesce a sostenere la spesa. Assolutamente, e pensare, come diceva appunto il presidente Lunardi, che parliamo di un'economia, quella veneta, che fa da traino insomma, in Italia, certo. Quindi assolutamente un dato su cui riflettere, e lo faremo. Un'altra considerazione, adesso alla fine di questo 2022, che è di stretta attualità, riguarda la capacità di acquisto delle famiglie, perché è vero che abbiamo parlato di tasso di occupazione, è vero che c'è un riavvicinamento al commercio di vicinato, al negozio di vicinato, ma quanto possono spendere le famiglie venete? Sempre riferito al 2019-22, perché poi quando noi apriamo la TV e ci raccontano dei dati che sono positivissimi, ma rispetto all'anno scorso. La verità è che, come diceva lei all'inizio, bisogna parametrizzare dal 2019 al 22. Ora, nel 2019 non avevamo la spada di Damocle dell'energia. Tutte le famiglie adesso sono sotto il gioco delle spese spaventose dell'energia all'interno delle famiglie. Le retribuzioni sono ferme, pertanto la capacità di acquisto è andata in regresso. Logico, giocoforza che va nel canale dell'acquisto e che ha cominciato a pesare e andare in difficoltà. Quindi famiglie venete con meno capacità d'acquisto rispetto al 2019. Hanno scelto assolutamente di mantenere saldo il timone delle spese, per cui noi veneti siamo fatti così, cioè quando vediamo che ci sono difficoltà blocchiamo i rubinetti e non siamo più propensi all'acquisto. Certo, rispetto al 2021 abbiamo fatto una buona operazione. Però si vede proprio nel 2019-22 che siamo fermi. Ora il Covid ci ha cambiato anche il fattore psicologico, si può dire di tutto, ma la realtà è che le famiglie sono rimaste ferme al pezzo. Presidente, torniamo a parlare dei canali di acquisto, perché è un dato interessante quello che l'e-commerce abbia fatto segnare comunque una flessione. Era abbastanza anche così preventivabile, intuibile, perché insomma durante gli anni della pandemia gli acquisti appunto venivano effettuati principalmente proprio con i canali di e-commerce. Ma questa nuova tendenza, questo avvicinamento di nuovo al negozio di vicinato, quanto aiuta l'economia ad esempio dei centri storici? Giocoforza aiuta tantissimo, i nostri negozi di vicinato cominciano a lavorare, cominciano a vedere un po' più la luce fuori dal tunnel. La cosa interessante è che l'utente, colui che si appropinqua all'acquisto, non ha più voglia di rischiare, ok? Perché se c'è da comprare un bullone, il bullone vale per l'e-commerce, un bullone vale anche per la ferramenta, difficilmente, ma ancora funziona il fatto di andare dal negoziante e farsi spiegare come bisogna ruotarlo, eccetera. Ma quando si compra un elettrodomestico, per esempio, sull'e-commerce coloro che sono tecnici riescono a capire, ma mai come un negoziante riesce a far capire la struttura tecnica del prodotto, ed ecco che cominciamo ad essere vincenti. Lei parlava prima di famiglie venete che insomma con responsabilità limitano anche le spese.
per insomma, anche l'aumento dei costi, parliamo di bollette, parliamo di rincari importanti, quindi insomma si cerca di fare economia da una parte per far fronte a questo aumento spese. Nell'area bassanese com'è la situazione legata proprio al rincaro dei costi e al caro bollette? Mi fa piacere mi abbia fatto questa domanda perché come tutti sanno, dall'inizio dell'anno, anzi viene anche da più distante, dall'inizio dell'anno scorso, ma dall'inizio dell'anno della guerra è più decuplicato il costo dell'energia. Gioco forza che nelle tredicesime ci hanno messo dentro nel regalino il risparmio per poter affrontare le spese di energia. Siamo fiduciosi perché con il nuovo accordo che hanno fatto in Europa, per cui pare che abbiano deciso un tetto per quanto riguarda i costi dell'energia, abbiamo visto che nella borsa olandese sono calati fino ai parametri del febbraio 2022. Chissà che cominciamo a respirare e che concluda questa guerra. Quindi insomma dati che comunque restano preoccupanti, nel senso, cioè sì. Il 2023 come se lo immagina? Guardi, come le dicevo prima, sarà un anno ancora di congiuntura e di dati pressoché negativi, però come si sa a fine anno si fanno dei ragionamenti e magari poi le cose cambiano, siamo speranzosi. La realtà è che l'energia nelle aziende, specialmente sia quelle del commercio ma di tutti i comparti, ha fatto pesare il costo dell'energia in una maniera spaventosa l'operatività delle stesse, per cui energia, aumenti, concorrenziabilità verso l'Europa, difficoltà di redditività delle imprese, c'è il rischio che ne facciano le spese anche i posti di lavoro, speriamo. Presidente, in chiusura abbiamo visto, ce l'ha detto lei, oltre 5.000 imprese, aziende che hanno chiuso fra il 2019 certo. e il 2022 in Veneto. Per un imprenditore che quest'anno, nel 2023, volesse aprire la sua attività, qual è l'augurio, qual è il consiglio? Beh, l'augurio barra consiglio è questo. Le cose stanno cambiando. Rispetto a 30 anni fa bastava andare in Camera di Commercio, sì. aprire una partita IVA, si alzava la serranda e in qualche maniera si aveva il know-how per lavorare o in qualche maniera si aveva voglia di lavorare. Adesso, se non si è preparati, sia dal punto di vista, come posso dire, tecnico per il prodotto che si vende, per cui un know-how anche didattico, bisogna essere preparati anche per quanto riguarda l'amministrazione della propria azienda, anche se si è uno solo. Bisogna assolutamente avere un occhio e riguardo della contabilità della propria azienda. Allora si apre quando si è ben preparati e quando si ha i rudimenti principali per mantenere la contabilità che sia ad hoc. Grazie. Grazie al Presidente Paolo Lunardi, Presidente di Confcommercio Mandamento Bassano, quindi un 2023 Presidente in chiusura che ci lascia comunque speranza e ottimismo. Guarda, io come imprenditore vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, per cui sono speranzoso. E questa è la forza degli imprenditori veneti. Certo. Grazie. Grazie a lei. E allora abbiamo ascoltato, abbiamo visto insomma, questa lunga intervista al Presidente Paolo Lunardi che ha tracciato le linee del 2022 e ha cominciato a farci capire come sarà l'anno prossimo. Detto questo, adesso restiamo sempre in tema economico perché la CGIL padovana critica fortemente il governo per la manovra riguardo le pensioni minime portate a 600 euro, dicono sono pochissime e solamente temporanee.
E i famosi 600 euro riguardano solo ed esclusivamente gli over 75 e quindi per esempio a Padova sono poco più di 1700 e la rivalutazione sarà solo per un anno, quindi grandi e roboanti, come dire, promesse, in realtà poi di quelle promesse non c'è assolutamente nulla. L'aumento delle pensioni minime a 600 euro non convince i sindacati. I paletti che sono stati messi in campo rendono questo intervento poco influente per i pensionati padovani. Anche la rivalutazione delle pensioni, preannunciata con una circolare del ministro Giorgetti, non rispecchia le aspettative. Noi avevamo ricevuto da parte del ministro Giorgetti una circolare che poi era in Gazzetta Ufficiale, che ci diceva che le rivalutazioni per il 2023 erano il 7,3% e riguardavano tutti i pensionati, tenendo conto di quelle che erano le regole del decreto Prodi del 2000, e noi eravamo molto contenti. Tra l'altro questo era stata una delle conquiste che avevamo avuto con il precedente governo, col governo Draghi. In realtà su questo poi è intervenuto il governo e la rivalutazione piena vale solamente per chi ha 4 volte il minimo, mentre per chi ha una pensione da 5 volte il minimo in su la rivalutazione è più bassa. E anche oggi, ancora oggi, siamo nell'incertezza, tanto che l'INPS ha annunciato che sarà in grado di pagare gli aumenti, cioè gli adeguamenti solo per coloro che hanno la pensione fino a 4 volte, mentre per chi ha la pensione più alta la rivalutazione, tenendo conto di quelle che saranno le decisioni finali del governo, verrà pagata probabilmente tra febbraio e marzo. Insomma, lo sappiamo, questi giorni, lo abbiamo fatto poco fa con il presidente Paolo Lunardi, sono giorni di bilanci e allora adesso noi ci spostiamo a Feltre, dove la prima cittadina, Viviana Fusaro, ha incontrato la stampa proprio per fare il punto a 5 mesi dal suo insediamento e per tracciare anche in questo caso le linee guida per il 2023. Per saperne di più ci colleghiamo proprio da Feltre con la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno a Feltre con la sindaca Viviana Fusaro per fare, come dire, un po' il consuntivo di questi suoi primi 5 mesi di amministrazione, di guida dell'amministrazione comunale feltrina, ma anche per pensare al futuro con delle questioni in cantiere molto importanti. Diciamo che le principali ruotano attorno alla sanità, è vero? Sì, ruotano intorno alla sanità perché noi, come abbiamo sempre detto, vorremmo che i nostri ospedali, quindi l'ULSS numero 1, come è sempre stata considerata a livello regionale, ovviamente è considerata, e vorremmo potenziare alcune specialità, alcuni reparti, sia per quanto riguarda Feltre sia per quanto riguarda Belluno. Abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti con il direttore generale, c'è una bella sinergia, abbiamo già operato in alcuni settori, loro hanno già visto che ci sono stati da parte, appunto per quanto riguarda l'ospedale, dei finanziamenti, e quindi questo diventa importante per poter ragionare su uno sviluppo ulteriore, insomma, del nostro ospedale, dei nostri ospedali. Ecco, senza scordare questo accordo che potrebbe portare davvero nuova linfa a Feltre per avere la laurea magistrale in infermieristica, che è, come dire, potrebbe essere un fiore all'occhiello e potrebbe riportare l'università, anziché la laurea triennale, l'università come quando a Feltre c'era la IULM. C'era lo IULM. Sì, noi abbiamo già avuto dei rapporti diretti con la rettrice dell'università, siamo stati al BO a Padova, abbiamo proprio ragionato in questi termini, siamo anche suffragati dal fatto che le richieste per Feltre siano in un numero importante anche per quanto riguarda l'anno prossimo, e confortati anche da questo fatto abbiamo avuto un rapporto molto franco, molto chiaro, e abbiamo riscontrato disponibilità per poter ampliare e portare la laurea magistrale in scienze infermieristiche a Feltre. E poi c'è il bilancio che voi vi apprestate, il bilancio di previsione
televisione che vi apprestate a portare in Consiglio Comunale prossimo mese di gennaio, con una serie di questioni che però sono già state avviate, a partire dalla viabilità, le manutenzioni, la questione degli aspetti dei cimiteri, insomma ridare, come dire, quel decoro, no? Che voi avevate già accennato, sul quale vi eravate impegnati durante la campagna elettorale. Sindaco, l'ultima questione che le voglio chiedere è quella che riguarda il rapporto con i cittadini, nel senso, i cittadini chiaramente, viste anche questi chiari di luna, temono negli aumenti delle tasse. Voi come vi state rapportando? Guardi, per quanto riguarda questo, appunto, noi rimaniamo in una fase un po' così precauzionale, attendendo quelle che saranno le decisioni a livello nazionale per capire questi tipi di ristori, in che termini si possono concretizzare. Attraverso questo stiamo già facendo un ragionamento sul bilancio che non vada proprio ad incidere in maniera imponente sui cittadini, perché a nostro modo di vedere ci sono altri modi eventualmente per riuscire a tagliare da qualche altra parte, pur non avendo questi bilanci, come sanno bene tutti, che così fiorenti, così ricchi. Sì, stiamo ragionando in questi termini, però appunto nel momento in cui abbiamo una situazione certa da parte di finanziamenti altri, procederemo con concretezza a delineare quelle che saranno le nuove, eventualmente nuove tariffe. Sono certa di poter affermare che non ci saranno a carico dei cittadini questi grossissimi o rilevanti aumenti, ecco perché vorremmo ragionare in questi termini. E questo è un auspicio, ma è anche un augurio per il 2023 che stiamo per salutare. E noi la salutiamo, invece la ringraziamo, Sindaco, per essere stata con noi. Grazie per la sua disponibilità. Restituisco la linea allo studio. Buon anno a Viviana Fusaro. Buon anno anche a loro e a tutti gli ascoltatori, che sia un anno soprattutto di serenità e di maggiore tranquillità da tutti i punti di vista. Tanti auguri, grazie. A voi. Ricambiamo gli auguri, ringraziamo la prima cittadina di Feltre e la nostra Tiziana Bolognani. Adesso voltiamo pagina, parliamo di lotta alle polveri sottili nell'aria. L'indicatore della qualità segna arancione a Padova già da qualche giorno. Il rischio è che passi in rosso e che quindi tornino le limitazioni al traffico e magari anche al concerto. Se si raggiunge il livello di allerta rosso, le sospensioni cadranno, insomma, quindi si tornerà con il blocco degli Euro 5 gasolio. Quindi è importante che tutti facciano la propria parte. È una situazione in cui tantissime città del Veneto in questi giorni sono in queste condizioni. Purtroppo ormai è un po' che non piove, quindi l'aria non viene pulita. Si è formato un accumulo che ci porta a questi livelli di allerta. L'assessore all'ambiente Andrea Ragona avverte: ora le limitazioni sono congelate per il periodo festivo. Se però il semaforo dovesse segnare rosso, le limitazioni torneranno. Sul lungo periodo queste azioni funzionano, assicura l'assessore. Le misure antismog, anche se abbiamo dei periodi come questo in cui sforiamo, stanno funzionando, perché nel corso di 10-15 anni abbiamo avuto dei grossi abbattimenti dello smog stesso e stiamo rientrando finalmente in molti parametri. Non rientriamo ancora in quello degli sforamenti, ma il trend ci invita a credere che continuando con le misure potremmo effettivamente riuscire a raggiungere, a stare sotto i 35 sforamenti. Il meteo però non sembra essere d'aiuto, non sono previste piogge o forti venti nei prossimi giorni. Per i prossimi 2-3 giorni non è previsto un miglioramento. L'invito è di cercare di stare tutti attenti. Per fortuna non fa molto freddo, quindi i riscaldamenti non devono lavorare moltissimo, e anche magari si può uscire più facilmente per una passeggiata o in bicicletta. Lo ricordo che in bicicletta e a piedi paradossalmente si respira meno smog che in automobile, dove l'inquinamento viene racchiuso e fa difficoltà a uscire dall'abitacolo. Quindi dobbiamo attendere, sperando che nei prossimi giorni arriverà una pioggia e pulirà l'aria. Dopo oltre 10 anni, Marostica adotta il PAT. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
Finalmente ieri sera in Consiglio Comunale è stato adottato il PAT, è stato adottato all'unanimità, quindi è una cosa che mi fa veramente piacere. E dopo 10 anni, 3 amministrazioni comunali e un lungo iter burocratico, anche Marostica adotta il PAT, o meglio il piano di assetto del territorio, un passo verso un nuovo presente che vede la città aggiungersi ai 560 comuni del Veneto ad avere questo strumento urbanistico, un lungo percorso cominciato nel lontano 2012 con l'amministrazione dell'allora sindaco Gianni Scettro. Finalmente la città di Marostica si dota di questo strumento urbanistico. Ci saranno ancora, non è completato del tutto perché c'è un iter che adesso prevede il periodo delle osservazioni, quindi dal momento della pubblicazione sul sito comunale ci saranno 30 giorni più 30 giorni per cittadini e tecnici per fare le relative osservazioni. È tutto per questa edizione di Focus TG, l'appuntamento è per domani alle ore 12. Ringrazio Renzo Rigon dalla regia, tutti i nostri colleghi, ringrazio voi, a domani.